Eder. Mac. Pallister. Lunedì 9 ottobre. Oggi è San Dionigi. La frase del giorno: sì, dalla volontà perversa si genera la passione, e l'ubbidienza alla passione genera l'abitudine, e l'acquiescenza all'abitudine genera la necessità. Accadde oggi, 9 ottobre. 1888 il monumento a Washington viene aperto al pubblico. Lo sapevi? Nel novembre 1999, l'autorevole rivista National Geographic ha pubblicato la foto di una lastra minerale dove si vedeva un dinosauro con ali e piume, e la prova che gli uccelli si sono evoluti da questi antichi rettili. Ha esultato il biologo Barry Apalevitz nell'articolo che accompagnava la scoperta. Subito dopo, si è appurato che il fossile era un falso, composto da due fossili diversi, un uccello e un sauro, incollati assieme, opera dei contadini cinesi della zona di Liaoning, che sfruttano e vendono, sul mercato nero, i fossili di un giacimento locale. Uno scandalo molto chiacchierato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.